Il vecchio adagio di Vince Lombardi, leggendario coach del football NFL degli anni 60, resta una legge non scritta dello sport. Con l'attacco riempi lo stadio, ma con la difesa vinci le partite. E chi ha predicato difesa e intensità fin dal primo passo sul parquet di Treviso, ovvero coach Max Menetti, esce da gara 1 con la sensazione che i suoi ragazzi abbiano recepito la lezione. Perfezionista fino all'osso, Menetti sottolinea però le 14 palle perse, le amnesie viste qua e là, ma non può non elogiare il ritmo che Treviso ha imposto a Rieti. 73-51 per gara 1 dei quarti al Palaverde, avversari tenuti al 38% da 2 e al 21% da 3. Una De Longhi che sembra non accorgersi, anche questa è un'arma in più, di due assenze non di poco conto. Lombardi, out per il resto dei playoff, e Logan. Così, oltre a Barnett, sono Alviti, Tessitori, Uglietti e Severini a prendersi il proscenio. Il ritmo difensivo lo dobbiamo aumentarlo sicuramente. Siamo una squadra che ha sempre trovato protagonisti diversi di partita in partita, sì, durante la stagione di domenica in domenica. Dobbiamo avere la forza invece di trovare protagonisti diversi da una partita all'altra. Di sicuro tutti devono rimanere su quello che è il nostro mantra, che è la grande intensità e soprattutto la grande concentrazione. Insomma, coach Menetti vuole alzare ancora di più la sticella. Gara 2 di nuovo al Palaverde contro una Rieti che cercherà di vendere cara la pelle. Sappiamo benissimo cosa andiamo a incontrare giocando contro Rieti, abbiamo grande rispetto del nostro avversario e per questo sappiamo, lo ripeto, che dobbiamo alzare il nostro livello, al di là di quello che faranno loro martedì sera.